È risultato positivo all'alcol test il bellunese classe 1957 che ieri attorno alle 19:30 lungo Viale Europa a Belluno ha falciato una coppia di coniugi mentre attraversavano le strisce pedonali che collegano l'ospedale San Martino con il comando provinciale dei Carabinieri. Nonostante l'intervento pressoché immediato dei sanitari, poiché il luogo dell'incidente dista solo pochi passi dall'ingresso del nosocomio, le condizioni della coppia e in particolare della donna, una bellunese di 64 anni, sbalzata per diversi metri sull'asfalto a causa dell'impatto, sono apparse subito molto gravi e si è reso necessario il trasferimento all'ospedale di Treviso, dove la donna si trova attualmente ricoverata. Il coniuge, anch'egli bellunese di 67 anni, verserebbe invece in condizioni leggermente migliori ed è tuttora ricoverato all'ospedale di Belluno. Degli accertamenti in merito alla dinamica dell'incidente, così come della gestione del traffico, rimasto bloccato per circa un'ora lungo una delle arterie viarie più importanti della città, si sono occupati i carabinieri mentre i vigili del fuoco si adoperavano a liberare la carreggiata dai detriti. L'investitore, risultato positivo all'etilometro, è stato deferito all'autorità giudiziaria.